5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con Alcocar, concessionaria Kia. Alcocar, nuovo e usato garantito. Alcocar, Regione Giagamanna, fronte motorizzazione. Un minuto, resta un minuto per poterti dire li sprecherai per mentirti mai come neve. Da Madò Parrucchieri, a Sassari. Siamo a ridosso di questo bellissimo porto, del porto di Porto Torres, in compagnia pescatore? No, sono un diportista e così ci vado a mare tanto per andarci, per divertimento. Tanto per divertirsi? Per divertirsi e basta. Lei mi diceva che guarda sempre la nostra televisione per lo sport. Perfetto, ha ragione, faccio i complimenti per quello che state facendo su questi servizi qua, perché non solo io, ma tanti sportivi che seguono il calcio lo guardano perché lo so anche da altri amici. Dove l'hai sentito? Guarda 5 Stelle che ci sono sempre queste cose, ma peraltro perché trasmettete addirittura la terza categoria. Ascolti, visto che siamo a Porto Torres e siamo in questo bellissimo porto, ma poi come andrà, come va questa pesca secondo voi? Noi facciamo questa attività, noi lavoriamo proprio nel porto, siamo gli unici che lavoriamo qua dentro il porto, che adesso siamo purtroppo per non colpa nostra integrazione. Come mai? Finiti i soldi, finito il lavoro. Come? L'abilità del nostro sindaco, complimenti al sindaco. Che ha combinato il sindaco? Ha bloccato i lavori. Che siamo bloccati, ci hanno licenziato e stiamo aspettando dopo 5 anni di attività. Adesso siete qua al porto in attesa? In attesa che ci richiamano oppure andiamo a casa, in pensione, se ci mandano. Come vive la pesca a Porto Torres in questo periodo? È un po' magra. Come mai? Non dà molto, il periodo non è che sia, perché c'è l'aragosta che è chiusa, altri tipi di pesca che sono chiuse, allora non vanno per dire le nasi, ci sono pochi polpi e roba del genere e fanno una pesca adeguata secondo il periodo. Non c'è. Come? Che ogni mese c'è il suo periodo di pesca, per esempio marzo è il mese delle seppie, iniziano qualche seppia, quindi con le seppie tirano avanti un po', fanno la giornata, poi inizierà a fine marzo l'aragosta, allora inizia la stagione dell'aragosta. Noi facciamo così, guardi, noi ci trasferiamo, ce ne andiamo proprio dove ci sono i pescatori con i loro pescherecci, quelli che sono rimasti, perché molti sono fuori, però visto là in fondo che ce n'è qualcuno. Piccola pesca, piccola. Andiamo sulla piccola pesca, scopriremo quali sono i pesci più pescati, come sta andando la pesca, ma soprattutto quali saranno i cibi, quelli più importanti per questo San Valentino. Siamo d'accordo? Ok, ci vediamo fra poco, state lì. Scusi, buongiorno, ma cosa sta facendo? Ma la posso raggiungere un attimo, mi scusi, è impegnato? Mi perdoni, oppili. Buongiorno, scusate se vi disturbo, è in pieno lavoro qua, io passo da una barca all'altra. Buongiorno, 5 Stelle Sardegna, Die Pro Die, ma cosa sta combinando qua? Che stai facendo? Che sta levando? Cosa sta facendo? La cima lirica. Ma mi sembra un pochettino faticosa come cosa. Tutte faticoso. Tutte faticose, soprattutto quando si vive in mare. Domandina, senta, allora, io vorrei farle 2 domande. La prima, intanto lei pesca? Sì. Come sta andando la pesca a Porto Torres in questo periodo? Molto male. Perché? Sapete, un po' brutto, delfini. Quindi il tempo comunque in qualche modo vi sta nuocendo? Sì. E questa è una cosa negativa. Più il tempo passa e peggio è. Quindi i tempi vanno avanti, però... Ogni anno è sempre peggio. Ma ci sono anche tanti pescatori confronto prima. Sì. Hanno molto aumentato, anche molti diportisti. Poi altra domanda, visto che siamo a San Valentino, mi perdoni, lei che è pescatore avrà una fidanzata, una moglie? Sì, una moglie. Una moglie, figli pure c'ha? Sì, uno. Senta, per San Valentino che gli regalerà sua moglie? Dipende dalla pesca. Cioè se ci sono soldi o no?
Ma se lei facesse una bella cena per sua moglie, visto che San Valentino è una giornata importante, visto che San Valentino, insomma è San Valentino, la festa degli innamorati, una cena a lume di candela, quali sarebbero comunque i piatti, quelli più afrodisiaci magari, che proporrebbe a sua moglie? Non lo so. A base di pesce o a base di carne? Il pesce. Tipo che pesce? Quale sarebbe il pesce? Il pesce dell'amore. L'orata gli piace a me. Quindi viva l'orata. Sì. Ok, quindi mi stava dicendo che cosa sta combinando qui? Ho preso un peservete all'irica e sto cercando di levarlo. Ma faccia vedere. Non si vede. Non si vede da qua perché è proprio sotto. Ho capito, va bene, dai, buon lavoro. Come che si chiama? Guido. Saluti sua moglie. Grazie. Ciao Stefano. Dica ciao amore mio, tutte quelle cose, no? Ciao amore mio e ciao Antonio. Arrivederci, ci vediamo, arrivederci. Io ritorno, sta in linea Antonello, che cerco di passare su questo piccolo peschereccio per ritornare, se ce la faccio, in banchina, perché il signorino e continuiamo qua e là in giro per il porto di Porto Torres a scoprire, sperando di non cadere in acqua, eccomi qua a scoprire i nostri signori portotorresi cosa ne pensano dell'amore. Buongiorno, ma lei che ne pensa dell'amore? Dell'amore, io l'ho già fatto l'amore. Ho capito, si vede che l'ha fatto l'amore, però voglio dire, tiri un po' giù questo così la sento meglio. Tiri un po' giù. Com'è che si chiama lei? Giuseppe, Giuseppe, lei è pescatore? sì, Come sta vivendo la pesca in questo momento a Porto Torres? Maris, C'è poco pesce? quasi niente. Quasi niente pesce. Ascolti, invece per quanto riguarda l'amore San Valentino, lei se lo festeggia o no? Non ho devo studiare niente perché mia moglie non c'è più e era tutta venuta. Sua moglie non c'è più. Non c'è più, Se n'è andata, si è fatto un bel viaggetto in paradiso, immagino. è fatto. Non ci penserà di San Valentino, no? Eh, Nelle giornate di San Valentino che ci faceva con sua moglie? Cosa la portava a cena? Non dica di che. non so quanti anni ho, Non lo so. ce n'ho 77. Urca, 77 anni, beato lei. Sto andando a mare ancora a lavorare. Non va bene. Sì, Vive il mare, vuol dire che il mare insomma gli dà qualche... a me non mi faccio un po' di movimento. che le fa bene.